Ciao Putei, e nonno vi conta, sempre qua, qui me bei peluche che mi fa compagnia. E a fiaba, di stavolta, passaria una fiaba indiana, e si chiama El cieco o la lampada. E ora su una notte buia, scura, senza luna, un orbo e se andava in giro per casa tutto solo e stringeva anche un bastone con una mano e aveva una lanterna impissata su che altra. E camminava svelto come se che vedesse, perché conosceva bene la strada e gli bastava toccare i muri delle case col suo bastone per capire dove che c'era. A un certo punto però un uomo che si passava vicino e si è messo a ridere dicendo: ma guarda che roba ridicola, un orbo che va in giro con una lampada impissata, ma a cosa ti serve visto che partì il giorno e a notte sei tutti compagni? E l'orbo e che fa? E la lanterna non è per me, ma per quei come te che nel scuro non mi vede e potrebbe anche venirmi addosso. E questa è la prima. E la seconda fiaba invece è saria quella scozzese, avviene dalla Scozia, e si chiama Serai nel sacco. In un villaggio di Scozia, una volta che era uomini che andava a caccia ai scondone, anche se era proibito, e veniva fuori di notte quando in cerca dei tane dei conici selvatici e dopo si faceva entrare un furetto che gli era addomesticato e fissava il sacco intorno al buso della tana. Cioè, i conici avevano gran paura di furetti, che quei loro dentini che erano aguzzi, cioè, li pisegava e si affrettava a venire fuori e finiva dritti nei sacchi, e così ai cacciatori non vi restava altro che mettersi in spalla e tornare a casa. Una notte però mi si va a trovare su una zona che non conosceva, dove che era una collina piena di busi da far pensare che là dentro che abitassero ma tanti conici. E ciò non avevo visto tanto per catturare un bel poco di questi animaletti. E i cacciatori si era appena avviati sopra il sentiero quando che da un sacco si è venuto fuori una voce che diceva: «Ehi, Dick, dove sei tu?» E da che altro sacco qualcuno che ha risposto: «A son sarà sul sacchetto, e mi cacciapà per un coniglietto». I docio si va spaventai a morte, i ga sa cascar subito i due sacchi e si scampai via di corsa. Altro che tanne dei conici, qui era busi dove che l'ingresso era a casa dei folletti. A mattina dopo i uomini si tornai ai piedi della collina e ci si va a trovare i sacchi vodi sul bordo della strada e anche ben piegati. Dei folletti però non vi era neanche l'odore in giro. E da quel giorno i due compari gli rinunciarono ad andare a caccia ai scondone, ma ora con la sua avventura gli si è venuto dopo a sapere che quando chi passava per strade del villaggio era sempre qualche moneo che si gava: «Ehi Dick, dove sei tu?» Le piace Putei. Alla prossima, ciao!